Si chiama Venice Sense, il progetto che andrà a valorizzare il litorale veneto. Andiamo a scoprire tutto grazie all'intervista di Valentina Carlesso all'assessore regionale Federico Caner. Chioggia, Lido di Venezia, Cavallino, Jesolo, Eraclea, Caorle e Bibione. 7 importanti realtà turistico-balneari veneziane con quasi 22 milioni di presenze annue e un unico grande progetto. Venice Sense è nato nel 2018 e mette in rete non solo spiagge ma anche aziende partner di trasporti e servizi. Obiettivo: presentarsi con un'immagine forte e univoca a nuove ed esigenti fette di mercato. Sì, il litorale negli ultimi anni si è organizzato, è l'esempio più importante che abbiamo in Regione Veneto, si è costituito insieme in un consorzio unico che si chiama Venice Sense, quindi le spiagge di Venezia. In realtà è una somma di consorzi che si sono messi assieme e che hanno deciso di promuovere a livello internazionale tutta la costa. Mai come in questi casi l'unione fa la forza e consente di fare economia di spesa e ottenere risultati ancora maggiori a beneficio di tutti i partner aderenti. Un soggetto unico e coeso con obiettivi a lungo termine per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, sottoposto a repentini cambiamenti, sviluppo e una alta competitività. È un esempio molto importante che la Regione Veneto ha sostenuto, perché è un esempio di rete, di massa critica che ci serve non solo per avere una progettualità comune, ma soprattutto di fare una promozione internazionale aggredendo tutti i mercati stranieri insieme, perché nel 2020 è impensabile pensare a una Jesolo che si presenta da sola alla BIT di Milano piuttosto che alla VTM di Londra e Caorle faccia lo stesso o Rosolina. Allora, messi insieme si offre un'immagine unica coordinata, sapendo anche che le nostre spiagge hanno caratteristiche differenti, pur sembrando uguali in realtà sono differenti. Punto di forza di un settore così competitivo come quello turistico, la cooperazione e la condivisione, ma anche la valorizzazione di ogni tratto caratteristico che compone i 150 km di litorale veneto. Caorle, per esempio, è molto attrezzata per l'enogastronomia, Bibione offre molto alle giovani coppie, alle giovani famiglie, allo sport, Jesolo è la più attrattiva dal punto di vista anche urbanistico, e quindi insomma uno sa che quando viene in Veneto può anche ogni anno cambiare destinazione e trovare, seppur col filo conduttore della sabbia della spiaggia, trovare anche attrazioni diverse.